E però lui di Venezia non si è mai dimenticato, nonostante tutto, e quindi nell'intervista che fece a questo giornalista cosa disse Dino? Beh, disse che non solo la bellezza e il fascino della città lo ispirò nella composizione, nei suoi momenti così di ispirazione particolare, ma non l'abbandonò soprattutto nei momenti di difficoltà. E questo l'ho sentito testualmente proprio in una registrazione della sua bocca e quindi mi ha lasciato molto perplesso, mi ha colpito molto. Bene. Poi tra l'altro fa parte di un gruppo, quindi mi sembra che le origini non solo veneziane ma di tutto il nord-est, c'è anche un friulano, mi diceva, cioè c'è proprio un grosso contributo di questa area dell'Italia alla nascita del tango, no? Molto interessante, parte della più grande immigrazione, importantissima immigrazione da questa area verso il Sud America, da fine 800 agli anni della Prima Guerra Mondiale, insomma, quindi Francia fa parte di un gruppetto molto significativo, no? Mi sembra di capire. Certo, ma è un gruppetto poi che ha un gruppetto sostanzioso e di valore, perché rivoluzionariano completamente il tango, perché dal tango che si ballava nei cortili, nelle strade, nei postriboli, si passò poi a quello che si suonava dopo che rientrò da un successo enorme in Europa, si cominciò a suonare nei salotti bene di questa nuova società borghese che si stava costruendo. E questo gruppo di musicisti, tra i quali appunto lui come violinista, fu testimone, lo si incontra in moltissime, se fate una ricerca per vostro conto e guardate sulle foto accessibili, lo vedrete nelle orchestre di questi colossi del tango. Volevo chiedere una cosa, di jazz cos'è rimasto? Ha fatto un passaggio? Lui ha continuato a suonare perché oltre a lui c'erano appunto i primi musicisti, Fresedo in particolare, Firpo, altri erano jazzisti, nascono come jazzisti e suonano nei vari posti, alberghi, nei ristoranti, nei caffè dove vanno a suonare, si porta il jazz e dal jazz qualche volta gli domandano un brano di tango, quindi prevalentemente nascono jazzisti. E lui continua anche a scrivere brani, specialmente i foxtrot, oltre che suonare. Non che sia rimasto qualcosa di jazz? Di brani jazz no, ci sono 2 brani foxtrot di lui. Sì, adesso non mi ricordo il titolo. Si ritrovano anche questi su YouTube.